Questa mattina siamo andati con una squadra di una decina di persone, abbiamo fatto un oscivolo per farle uscire, però la femmina adulta è uscita, il piccolo è rimasto dentro. Sono state tratte in salvo e messe a riparo una cucciola di cerva insieme alla madre, caduta all'interno di un buco profondo sulla strada che da Romano Dezzelino porta a Pove del Grappa, dove giacevano da oltre una settimana e avrebbero rischiato la morte se non fosse stato per un residente che passava da quelle parti. Via vai animali selvatici, è successo come abbiamo detto ieri anche sul servizio che avete fatto voi, e adesso anche queste qua erano seguite dal lupo per cascare dentro su sto burone. E l'altro giorno, il giorno di Santo Stefano, sono andato a recuperare 4 cinghiali che sono stati presi dal treno, sempre inseguiti dai lupi praticamente. Animali selvatici in fuga dai lupi stanno invadendo sempre di più le strade che corrono alle pendici del massiccio del Grappa e la zona che da Romano Dezzelino va a Pove del Grappa si conferma sempre più pericolosa per gli automobilisti. Vediamo che gli animali non sono tranquilli. Avevamo delle popolazioni di ungulati che erano molto enormi e stiamo vedendo che alcuni ungulati si stanno sparendo. Grossi problemi non solo per gli automobilisti ma anche per gli agricoltori preoccupati per i danni che i lupi recano alle coltivazioni, per non parlare poi del vero e proprio sterminio di alcune specie di animali selvatici. È un problema che molto probabilmente bisognerà che le regioni e lo Stato devono affrontare per l'ungulato, la selvaggina naturale e per anche gli agricoltori che hanno le maglie in montagna, perché non si può più andare avanti così.